Adesso vi farò vedere come la funzione di questa macchina. La scarpa viene appoggiata all'interno di questa vasca, chiusa. Ovviamente la scarpa va sottovuoto, quindi non ci sono margini di errore sull'incollaggio. Si può girare e si va a controllare la scarpa dalla parte di sotto. Amici di Bella Sicilia, un giorno davvero speciale, immersi nel mondo delle calzature. Ma dove? Da chi ama le calzature, buongiorno! Poi, Buongiorno. Da Renato Rachivi, ed oggi qui con un cliente che Buongiorno. ha a cuore le proprie calzature. Sì. Io mi affido a Renato perché è un grande calzolaio e poi ultimamente si dedica anche alla vendita delle scarpe. Numero uno secondo me nel suo settore, molto professionale, molto bravo. Difficile trovare un artigiano di questi tempi che sia capace di poter come dire, curare, sistemare, riparare le scarpe. Un grande calzolaio, un Grazie. importante artigiano, ma come si acquisiscono queste competenze? Intanto benvenuti alla nostra piccola bottega. Come si acquisiscono? Con gli anni, con l'esperienza, con lo studio, con tanta voglia di fare, ovviamente. E niente. Come nasce Renato Rachivi professionalmente? Professionalmente nasco da... Vado a lavorare fin da piccolo, avevo circa 12 anni e andavo a scuola e andavo a lavorare da questo garzone e da lì parte tutta la mia avventura. Com'è stata questa avventura? Quanti sacrifici, ma quante soddisfazioni anche? Tanti sacrifici, tante soddisfazioni, perché ne ho passate tante, ecco, ne ho passate tante e incomincio fin da piccolo a fare questo mestiere. Poi ho la fortuna di aprirmi questo piccola bottega nel 2005, poi con gli anni studiando ovviamente, facendo dei corsi e quant'altro, la mia professionalità mi porta a ampliare la visione del lavoro. Ed a proposito di professionalità, ci parli dei lavori che svolge all'interno della sua attività, quindi il suo, diciamo, la giornata tipo, come viene Giornata tipo. articolata? Parliamo di mettere per esempio queste scarpe che abbiamo già passato la colla, di mettere queste mezze solette di gomma, altri lavori da poter mettere il sotto su queste scarpe che il cliente ci ha chiesto che non gli piaceva più la suola sotto e quindi la vuole cambiata. Ecco, metteremo questa sola, questa vibra. Poi abbiamo questo incollaggio da poter fare oggi in consegna. Poi abbiamo fatto queste bellissime scarpe, una colorazione che il cliente aveva sbagliato lavaggio, penso li aveva messi in lavatrice e quindi ce l'ha portati a noi da poter rifarle bianche e ci Pure- siamo riusciti. C'è un macchinario che abbiamo visto poc'anzi mette sottovuoto addirittura la scarpa. Ci fa vedere l'utilizzo in pochi secondi e perché? Come funziona? Allora, questo è un macchinario innovativo. Questo è un macchinario innovativo, come dicevo, che abbiamo 3 stazioni di incollaggio e sono tutti incollaggi sottovuoto. Ovviamente per scarponi da caccia, abbiamo gli scarponi da caccia che li mettiamo in questa pressa. Poi abbiamo altre 2 stazioni da poter incollare queste scarpe. Adesso vi farò vedere come la funzione di questa macchina. La scarpa viene appoggiata all'interno di questa vasca, chiusa. Ovviamente la scarpa va sottovuoto, quindi non ci sono margini di errore sull'incollaggio. Si può girare e si va a controllare la scarpa dalla parte di sotto, da poter controllare se va tutto bene. Ecco, una volta pressata la scarpa si riapre il tutto e si controlla. Eppure notiamo gesta antiche.
antiche manovalanze, ma rese oggi belle, impreziosite. Ci avviciniamo, facciamo vedere anche la bellezza di ciò che ci circonda. Vediamo che l'eleganza, ha puntato sull'eleganza, sulla modernità, sulla Sì. qualità, ma qual è il suo punto di forza? Abbiamo unito i vecchi mestieri, il vecchio mestiere, portato ovviamente avanti con tanta Con l'esperienza con passata. l'esperienza, con tanta voglia, e abbiamo unito la vendita delle scarpe, del Made in Italy, delle scarpe italiane, piccole aziende che fanno dell'artigianalità il suo punto di forza. E noi ringraziamo tutti gli amici di Bella Sicilia per essere rimasti in nostra compagnia in questi 4 minuti, mentre Maurizio ci sta facendo vedere anche Meravigliosa, bellissima. delle meravigliose Bellissimo. calzature. Comunque vorrei aggiungere un'altra cosa. Mi complimento con lei per l'attività che fa, come la svolge, le Grazie. domande che formula, che non mette a disagio nessuno, e poi tranquillissimo, molto dolce. Complimenti per la sua personalità. Grazie Buongiorno, io mille, vi saluto. grazie a Maurizio che l'abbiamo incontrato qui casualmente, grazie, è stato un Buona piacere giornata anche a a nome di tutti. Adriano Monachino, grazie. Grazie a voi. Grazie, noi salutiamo Renato Rachivi da questa attività. E qual è l'augurio per il futuro? Vi faccio i miei migliori auguri e credeteci sempre.